San Daniele del Friuli. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. Dopo un consiglio che ti do, non farti mai imboccare da Miller, altrimenti vedi, quando ti imbocca Miller succedono ste robe, quindi mangia da solo e non farti imboccare da Miller. Che bello. Dicevo ai ragazzi, se devi farti le van life, andare in giro in camper, non te porti a bici o comunque non ti impari a camminare per vederti ciò che ti circonda, sta casa, Dio caro, ti inquini e basta, te rompi i coglioni per strada per niente, Dio caro. Mi affetto? Quante puoi rifare il video di dove vai tuo amore? Guarda che bella discesa. Che traffico c'è? Oh, c'è dove vetto? Dove vetto, amore? Dio. Dove vetto, Dio caro, amore? Dio caro. Ma perché devi mettere i suoi piedi o dalla parte del monte, porco Dio? Metti solo la parte, è più semplice, no? Dio caro. Eh? Sì, sei fortunato di non aver battuto su un albero? Ma Dio caro, perché devi mettere i piedi pare qua, Dio caro? Ti metterai verso la parte salita, no? Arrivo, Dio caro. Non sai che sia semplice? No, stai fermala, fermala. E che io ti giri la testa, te lo do fino adesso. Il Friuli, c'è sempre il Friuli, solito discorso. Cioè non sei che un giorno sei Marche, Matteo, anche a te concentrate. Un giorno sei a Lombardia, no? Il Friuli è sempre il Friuli, almeno sì, non si è vista tante guerre da tanto tempo, quindi ormai i confini sono stabiliti. Per quello dice sempre il Friuli è sempre il Friuli, il Veneto è sempre il Veneto, capito? Questo è il motivo chiave. Cioè, un cavallo in giardino, ma sei grande come un dinosauro, ciao Bessa. Sì. Sembra alto, no, mangiami a mano, te me mangi a mano, non si mangia a mano, Dio caro, ciao Bessa, che forte. Cioè c'è questo tizio qua che a me non interessa, le interessano i conigli e i porcellini d'India, che è stranissimo, non capisco, non è un furetto, cioè che è strano, guarda che muso stranissimo. Partisi su un gatto, no, non sei un gatto, Dio caro, guarda bene, per un gatto, attento, per te si gira, guarda che roba, è l'alita come un can, guarda che misteri. E sta roba qua, vedi tu? È strano. Sei snasi perché te vuole mangiare dei cricetti, dopo guarda il coso, il riccio, vedi guarda come è fatto, guarda. Il riccio, così ha fatto il riccio, vedi? È carino il riccio. Il cuniccio strassi, ti è piaciuto il cuniccio, ma non si può portarsi in camper un cuniccio. No, Dio caro. Ah sì, là chi sta ben là in tel suo, vedi tu? Sì, vedi la snasa, è contenta, vedi tu? Si snasa? Sì, il Cipilli è abituato agli animali strani. Hai fatto amicizia? Hai fatto amicizia col cuniccio? Cristo che indica e giudica peluche, vedi tu? Lui lo indica e lo giudica sempre, è una roba incredibile. Guarda che brava, prima gli ho detto ferma lì e lei è rimasta ferma lì, guarda la linea del cancello. Il CP, poche regole, ma che poche, bisogna ascoltarle, vero CP?
Già per spaghe bottiglia. Il veterinario ha detto che è come nuova. Saranno orgogliosi Mirko e lo zio. Allora il faro non andava, ne ho preso uno compatibile. Devo ancora finire di fascettare occhio. Tac, funzionante. Domanda, se ho ripreso il CP? Sì, se ho ripreso il CP. Done in another way to make you stay. Reason will not lead to a solution. I will end up lost in confusion. I don't Parcheggio 2 euro all'ora. Tranne che mi sui moto, le moto non pagano. Questa cosa bellissima tu l'hai vista in un vecchio video dove eravamo andati con Alessia e Giacomo e c'era la neve. Ok, qui siamo sopra Alleghe. Precisamente il posto si chiama Piani di Pezzè. Puoi salire anche col camper, anche se io te lo sconsiglio vivamente. Il parcheggio è quello dove c'è il tipo là. Sarà felice quello di sta macchina qua quando è ora di uscire, che questo gli ha messo la macchina, vabbè. E vedi lì c'è un campere, di qua dopo hai la vista panoramica, vedi tutte le montagne, però insomma la strada è molto stretta, i tornanti molto stretti, te la sconsiglio. Lascia giù e vieni su con la funivia. Sì, funivia, quelle cose là, le seggiovie. Ah, guarda, da qua si vede il lago di Alleghe. Quello è il lago di Alleghe, quindi esatto, è casa in parte di Alleghe. Guarda, ci sono due, diciamo, magliette, una bellissima e poi c'è questa che è anche pizzeria, quindi la sera spararsi una pizza qua non sarebbe male. Le cose per le vertigini di me tra Mezzinoli, beh, questo è il Tino, sì. Sono stufo. Non mi è piaciuto camminare, porca miseria. Allora, altre funivie. Cioè, puoi continuare, puoi andare di là. Forse sono per le piste da sci, esatto, c'è quelle che ti hanno portato su, poi continuano, vanno anche di là. Sì, le chiamo sempre funivie, sono seggiovie. Poi mi concentrerò meglio per la strada in discesa. Ma che bello, ci sono anche le pecore. Farò finta di essere in camper e con l'immaginazione, in modo tale da dirti anche a te se è fattibile per uno, insomma, che magari non è ancora tanto pratico con le manovre del camper, oppure gli fa anche un po' di senso fare certe strade troppo strette in montagna, hai capito? E se mi dimenticherò di dirtelo, perché non ho la GoPro, arriva fra una settimana, chiedimelo nei commenti, io ti rispondo. Come? Sì. Beh, sai che con tutte ste cavare no, non mi voglia una birra all'asco. Manca che altra cosa, non me a Cosel hanno fatto la pubblicità in TV che l'altro giorno l'ho vista a Menona. Serve bisse? No, ma questa è rotta, è difettata. No, non è velenosa questa. E Singano, ma come fai a perderti che hai fatto 200 metri? So bravo, gli qualità che gli ha pochi. Io ti ho sempre detto da anni, se te vuoi perdere segui il Singano, se invece vuoi andare da qualche altra parte segui qualcun altro. Ma vabbè, amanti, secondo i miei calcoli, qui Renai intendo, si gira di qua e in teoria con questa più o meno arrivo. Però vedi, non per insegnare niente a nessuno, però vado tranquillo perché adesso ho messo Google Maps senza satellite, ma non è quella la tranquillità è che dovresti scaricarti o da Google Maps o un qualsiasi altro applicativo di mappe le mappe offline, che così se non c'appa internet almeno sai dove sei e dove devi andare, porca miseria. Ok, civiltà. Vedi, scusa se insisto col camper, ma per me il camper è tutto, perché mi permette di stare tanti giorni in un luogo, aspetta che zoom, tac, di lavorare, per quello posso stare tanti giorni in un luogo, e di caricarmi la bici, l'e-bike, hai capito? Quindi per dirti, quello è il parcheggio, vedi dove c'è quel camper, e a sinistra del camper abbiamo detto c'è il panorama. È solo, le strade in realtà sono due,
Io sono salito da Alleghe, ogni tanto chiamo Barzis questo posto, ma non è Barzis. Mi hanno corretto gli amici prima per messaggio, ma io ho detto vabbè, è un paesino di montagna al lago, quindi Barzis o Alleghe sia la stessa roba, ovviamente è una battuta. Ti consiglio di andare in quella baita lì, soprattutto se è una figa d'inverno, che c'hai tutte le sdraio fuori, è bellissimo. Siamo stati io, l'Alessia e Giacomo stravaccati con la neve, proprio stupendo, veramente stupendo. Ah sì, un'informazione utile per i camperisti: qui ad Alleghe sotto ad Alleghe c'è anche l'area camper, forse te l'avevo fatta vedere in un video una volta, è molto brutta, non ti so dire se c'è carico e scarico, però è veramente brutta, è proprio lungo la strada principale, quindi ti sconsiglio di metterli diretti lì. Adesso ti vado a vedere io un posto panoramico che avevo segnato da tanto di vedere, e visto che ora siamo in moto approfittiamo e continuiamo. Ozza testa, ozza testa, ozza testa, ozza testa. No, non è vero, su alto 1 metro e una scoresa. Aggiornamento veloce, sono dovuto scappare perché c'era un temporalone che mi sta anche seguendo. Comunque la strada è fattibilissima, solo che se arrivi in macchina devi fermarti, cose del genere. E niente, è il posto quello tattico in riva al lago, prossima volta. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. E fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a fare una serenata, ma solamente a fare in maniera de fammi un sogno a prima sera. Tanto mi canta perché mi sento un friccico nel cuore, tanto per sognare perché nel petto mi ce naschi un fiore di là che mi riporti verso il primo amore, e sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva de bugie. Canzoni belle appassionate, che Roma mia mi ricordate, cantate solo per dispetto, ma con smania d'interpretto, io non ve canto a voce piena, ma tutta la